C'è della difficoltà specialmente quando c'è il sole, che magari dall'altra parte le macchine sono un po' accecate e quindi c'è del pericolo, bisogna stare molto attenti. Potrebbe esserci proprio il sole all'origine del grave incidente accaduto poco prima delle 10 all'incrocio tra via Boni e via del Cansiglio a Vittorio Veneto all'altezza del supermercato Lidl. Da una prima ricostruzione una 73enne del posto stava attraversando la strada quando è stata investita da una Fiat Panda condotta da un pensionato 81enne sempre del Vittoriese. L'uomo si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi. In pochi istanti sono arrivati i sanitari del SUEM. Ho visto l'elicottero, quindi immagino. L'ho visto dalle finestre di casa, per cui qua vicino. Quando sono arrivata l'incidente era già accaduto, ho visto 3 ambulanze, la polizia, poi sono arrivati anche i vigili del fuoco, sono rimasti lì un pezzo a fare tutti i rilievi del caso, ma avevano già portato via la signora. La donna è stata rianimata per diversi minuti, poi, una volta stabilizzata, è stata caricata sull'elicottero, atterrato nel vicino campo sportivo e trasportata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi. L'anziano alla guida della Panda ha raccontato di non essersi accorto del pedone accecato proprio dal sole basso e di essersi subito fermato quando ha avvertito il botto dell'impatto. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale di Vittorio Veneto che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Da accertare, tra le altre cose, se la vittima stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali. Al lavoro anche la polizia locale che ha gestito il traffico, intenso in quel momento, con via del Cansiglio chiusa inizialmente in entrambe le direzioni, poi a senso unico alternato e riaperta completamente poco dopo le 11. Chi abita qui riconosce la pericolosità dell'attraversamento pedonale. È molto pericoloso, io lo faccio più spesso e devo sempre accertarmi che si fermino prima di passare. Devono provvedere qualcosa perché non è la prima volta che succede e quando succedono sono anche gravi. Come noi pedoni dobbiamo fermarci, essere sicuri che l'altra parte si è fermata e poi passare. Appena 2 ore più tardi a Santa Lucia di Piave in via Zapparelli altro grave incidente stradale. Un ciclista di 55 anni del posto è stato investito per cause ancora al vaglio della polizia intercomunale da un'auto condotta da un 25enne di Mareno. L'uomo è stato elitrasportato in ospedale in gravissime condizioni.